Questa attività è stata realizzata con il suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del su 2018. Saluti amigos e amigas appassionati della storia di Sardegna. Oggi oggi su Beni Benius a una puntata nuova della Iana del suo tempo, su programma che questiona della storia, dell'archeologia, della Sardegna, del suo periodo più antico, del suo paleolitico fino a su Medioevo. Oggi si tornato in sul Museo Archeologico di Gravasa, dunque seuso in sa provincia di Aristanis, in su Gulfu, uno dei Gulfus Brumannus della costa centro-occidentale della Sardegna. E seuso tornato po' biri tutto su chi ancora sapettara chi spettara sa storia della Sardegna più antica. Oggi osabiri di fattisi tutto il repertus chi antiagattau in scavus archeologicus che antivattu a partire pensai già del 1800 in sa città di De Darros, che è stata una dei più importanti della Sardegna punica e romana. E ho sapere commenti questa città è stata adelantata in su corso dei secoli, finché quando è stata abbandonata po' fundais a città di Noda de Aristanisi. Dunque si convito a Sisighiri e bene gumeusi a intrus dei locali del suo museo. Cucurisarreus è stato uno scrisoggio per gli archeologi, poiché è subiu antegattau sa parte preistorica, con sculture de Bonighinu e de Santumiali di Ozieri. Ma pure in età di Nuracesa è stata a Bivia, difatti si proprio a entrus de Custisuledda, dove è un puzzu sacro, un puzzu che è gusto de Santa Cristina de Pauli Latino. Ma sa parte prummanna e più spainata è questa a romana repubblicana, stanai che da collocato in su tempus a entrus de Sudarresi e de su de primo secolo in antisi de Cristo. In età di romana, difatti, Cucurisarrius diventa un perada povai un gimitorio che aboga pillu centinaia de tumbas. Fianta tumbas sgavadas in sa terra,
ma a vortas eus agattau puru sarcofagos de verda e puru scatulas de prumbu, chi teniant intrus is arrastus de is ossus abbrugiaus, duncas sa cremazione. E totu custos repertus chi biesi nois in custa vetrina funt i repertus chi fadiant parti de su corredu funerariu. Duncas teneus pratus, tassas, gedottu de argidda, ma puru calincunu de imbirdi. E statueddas accappiadas a su cultu de Demetra e Core, poita su puzzu sacru muragesu est stetu torrau a umperai po scopus sacrus sempre in edadi romana. Calicuna borta, proprio intrus de is pratus, is archeologus ant agattau puru arrogus de ossus de animalis, duncas su vastu, su brangiu, chi depiera accumpangiai i mortus in s'aldilà. A partire del XIII secolo innanzi de Cristo cominciara in Sardegna puru su fenomeno de sa romanizatura. Certo, chiaramente in tutto su Mediterraneo le truppas romanas cominciano a si ponere de maniera stabile in is territorios, ma su che vincili est pruschidotto su fenomeno culturale, linguistico. Tarros puru, a partire dell'età repubblicana, comincia questo fenomeno comincia con materiali, con edifici. A Tarros puro di fatti si teneus s'anfiteatro, teneus is termas, che funt i simboli più importanti dei monumenti romanos. In questa vetrina teneus uno scanto de ainas, de argida, che funt de dadi a romana, funt de dadi a repubblicana, come questa cifeddas, come i lugerras. I lugerras, comenzendi de custas prus antigas, che funt ischinaraus a tazzina, funt già presenti in edadi punica, e poi seguire con custas bilicni, che funt sempre de dadi a romana repubblicana, e in questa parte biesu invece custas de dadi imperiali. Chimera portas tenenti simbolus, mancai gladiatoris, animalis come leonis, e in edadi paleocristiana cominciata a tenni già i simbolus del suo primo cristianesimo, come sa cruci, salva, somega, a portas ai sangionis. In sa parte più bascia invece biesu cussus chi in sa vulgata benniti zerriasu commenti lacrimatorius, poita si pensarono tempus che serviat a allogare i lacrimas de sa genti, ma su nomini giusto essi balsamarius, poita serviant contenni ollus, profumus, chi veniant postus in is corpus dei mortus, duncas in ambito funerario. Eppure subire pure uno scanto de concas artisticas fattas de marmo e chi già sicuramente serviant a po' decorare is caras dei monumentos.
Sa sala più manna e più importanti de tutto su Museo de Grabasa est in sa parte centrale e spetta da is repertus chi ante agattau in sa città di Tarros, pruschidotto in Sudofet. Ci causa de comprendi mellus, però i testettia, Tarros in sa Sardigna antica e Tavunti in Stofet. Tarros est istettia una dei cittadisi più importanti de tutto su Mediterraneo occidentali, entro de su de 5 secoli innanzi de Cristo, finzas a sedadi a Romana, primo che nascessiri aristanisi, a un in su Mesuevu anti trasferiu puru sa capitali de su Giuigau di Arborea e sa seu de su biscopu. Invece, quando questionaus de Tofet, questionaus de un luogo specifico che è stato citato in sa Bibbia, a onde is scrittus un'anta che is fenicius fadiant passare is filus po su vogu. Questa frase è stata interpretata male in secoli avenni. Si pensara di fatti che a intrus de questo santuario gimitorio benessinti boccius is pippius, proschidotto is primogenitus chi beniant sacrificasu a sa divinidade Baal Ammon e a sa divinidade Tinnit, chi funti i deus più importanti de su pantheon feniciu e punico. In Sardigna pensai due punti sesi Tofet, in città più importanti de sa Sardigna antica, e ce ne funti altro su dusu a Cartagine e un altro pensai in Sicilia a Mozia. Mancai pure is romanos a intrus deis guerras punicas narint chi is cartaginesus boccessinti is filus primogenitus a intrus de Sudofet, oi scieus ca custa no est veridadi. Difatti is analisi che hanno fatto is antropologus hanno fatto scoprire una cosa importante, che custos pippius che viant postus mortus a intrus de stessus di Argida non fiant boccius ma mortus già a sa nascita, dunque mera vortas funt fetus. Però accanto de sa dumba poniant già sempre una perda che poteva essere decorata con iscrizioni, con simbolus, e serviva proprio a indicare la presenza dessa dumba. In Sudofet de Tarros, che è in un luogo preciso, in sa parte alta dessa città, che dinanzi a su muro umano, a onde a primo dove era sa bidda nuragesa, hanno agattau pruso de 300 statuas de arenaria che si saperda più spainata in questo luogo e sempre accanto de questa sperdas a onde tornai dovunti simbolus come questo de Nit o simbolus geometricus dove vinta i cinigisi de spippius. Questa è una cosa che ha sempre fatto a regionai, gli studiosi, gli archeologi, pruschidotto comprendi poitta sa Sardigna è stata sul luogo sul Mediterraneo di Precedrogiu che da torrau a bogare su numero prumano. Ma sempre questionando di Tarros, dobbiamo pensare pure a sa parte sacra e civili. Difatti entro questa città di due punti templus, due punti domus. Is archeologus anti a intrus de domus e des tempius agattau a ina sameda, chi bannant de is vasus come is ascos, chi teniant de piata contenni subinu a trainas commenti cussas po su dessingiu. Un altro narausu oggetto interessanti e importanti est su ghinanta tabuna o tannur. Fianta proprio forros che assimbilanta a zirus, mannus, a undi fadiant a su vogu a foras e a intru, in is paretis dentro, poniant a cogi su vani. Poi de pesu questionai chiaramente de sa necropoli post Gentimanna, chi
vi era in sa parte invece meridionali dessa città in Gunisi, antegattau scrisogius de oro, pensai che già in su 1700 mera studiosus anti sgavagus sas tumbas das anti sdorrobadas isprendas prus importantis funt istetias bendias su Museo de Londra, su British Museum. E in Sardegna est barrau pagu in questo museo, in questo de Castello. Dunque, tutti i repertus si contano di una città di ricca, una città di chi vi era posta proprio in sul centro del suo Mediterraneo e chi oggi, narausu, ha ribogato scetti una minima parte de tutto su chi in su anticorio anticostruiu e chi su mari in parti arrivigau e chi chiaramente in secolo a ben quando antivato Aristanisi antipigau espertas dei domus des tempius de Darros po dus bettiri proprio in Aristanisi difatti è sta parrà un udiccio che si narra ancora dai Darros punti vortendi isperdas a Carros. Già a partire del VIII secolo in antisi de Cristo in Sardegna pure compari di sa scrittura, s'alfabeto veniciu, un alfabeto che nosu conosceus prima tutto con un'iscrizione di importanza manna, che esti Sasteli de Nora, agattare in su 1700 proprio accanto a sa città di Antica. Tarros, come in tutte le città punicas e romanas, arriboga a pillu uno scanto di iscrizioni. Isprus importanti punti gussasa chi deneusu in Saverda Arenaria, come ti gusta datara in su V secolo in antisi de Cristo, scritta con s'alfabeto feniciu in lingua punica, esti una iscrizione che gestionara de un suffeta. Su suffeta vi era una specie de sacerdoti e sindico dei cittadini. Non sceso bene però a chi vi era destinata, dunque non sceso che esti un'iscrizione funeraria oppure deniera scetti una valenza amministrativa e sacra. Sui fondali sabbiosi in prossimità dell'isola di Mal di Ventre, una fitta vegetazione di poseidonie ha a lungo custodito ed in parte difeso il relitto di una nave oneraria romana naufragata nella prima metà del I secolo a.C. Il carico della nave non è però quello più consueto di anfore commerciali. Composto essenzialmente di lingotti di piombo, esso costituisce, per le caratteristiche dei materiali, un'occasione particolarmente preziosa per lo studio del commercio dei metalli nell'antichità. In su 1988 un subacqueo a Gattara, accanto dell'isola de Maluentu in su Gulfo di Aristanisi, uno garrigo de una nai che vi era fondata in edadi a romana, più precisamente entro su de Sudedresi e su de II secolo ainantisi de Cristo. Questa è stata una delle scrovettas di archeologia subacquea più importanti, si pensa, di tutto su Novecento. Ma cerchiamo di comprendere meglio ita portare a questo garrigo e onde de piera arribai. Sicuramente, essendo un luogo chiesti a Carau, su Bentu, più forte in Sardegna che esti su Entuesto, sicuramente questa nai esti affondata per una tempesta. Su garrigo che veniera de sa Spagna. In Spagna, dove era una famiglia di origini campanas, i Spontilenisi, che venianta sa dirigitura de minas de Brumbu. In questo periodo ancora in Sardegna non si vigara su Brumbu, de Peusapettai ancora uno secolo, e dunque la maggioria di questo metallo era proprio dessa penisola iberica. Pensai che gli archeologi subacqueus anti bogau a pillu già in 1000 lingottus. Tutto questo lingottus de Brumbu che pesano pruso manco 40 kg, poi funti una parte esponidus in su Museo de Gravas, una parte ancora in magazinus.
tenenti uno simbolo, un timbro, che si chistono proprio della famiglia, della società dei Spontilenisi. Spontilenisi che sono una famiglia della campagna, originaria della campagna, che teneva su sfruttamento delle minas de Brumbu in Spagna. E questo metallo era arrivare sicuramente in supporto dell'ostia antica. Però non è mai arrivato, sanai antica, è un mondo piticcheddo che si muove. E si conta tutta una vita che si vadia a intruso dei mari, in questo tempo diventa più forti i viaggi su mari che per terra. E a parte tutto questo lingotto, gli archeologi subacquei hanno agattato pure uno scanto di puncias di brumbu, tubus e tutto su che spettara a sa vita narasu civili in città dedicate a Romana. La cosa importante è che oggi uno scanto di questo lingotto fu stato donato all'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso per studi che spettano proprio la fisica. Poiché questo lingotto fu stato per 2000 anni a sute sumaria, più o meno 35 metri di profondità, e non fu stato a causa delle radiazioni di Chernobyl. E dunque questo serve proprio per quantificare su numero, la quantità di radiazioni che furono bessias a gode incidenti di Chernobyl nel 1986. In questo carico, chiaramente, noi abbiamo agattato salino, tutto questo che era di origine organica. Però abbiamo agattato pure i ancoras che possono subire dentro di questo museo. Torrasanai, sul Museo de Gravasa, è uno dei musei più importanti della Sardegna per due motivi principali. Su primo è su bio, e questo che spettera i giganti di Montebrama. Su secondo motivo per visitare questo museo è sicuramente per vedere i repertus indieniti de Sanai de Maluento. Abarrausu a intrusu de s'apposento che espone di is repertus de su relitto de s'Isola de Maluento. Quando un'anai si movia non si movia da scetti per portare un tipo di materiali. E in questo topo de pesisciri che in sa stiva de quest'anai viaggianta pure un numero artu de anforas. Su voedu anfora di eneri de saregu, anfi orao, che bolinai in tutti e due i spartisi. Difatti, s'anfora, che in maniera generale è fatta di argilla, teneri una maingu a una parte e un maingu a s'altra. Come ti vorrei esibire punti affusoladas e appartenenti a sa tipologia che narausu Dressel 1. Sa Dressel è sa tipologia di anfora prusu spainata, tutto su Mediterraneo, de dati a Romana, pruschidottu, de sedati a Repubblicana. E ita contenianta alimentus varius, su binu, sollu, su trigu, che è sa triade mediterranea. Ma uno produsio che andara mera in età di Romana, poiché pragiada e sacattara già in tutte le osterias di quest'epoca, fiera su garum. Su garum veniva fatto con is interioras de subisci e queste interioras producevano una specie di bagna che tenia un sapore particolare e in tutte le cucine dell'età romana non mancava mai. Poi tenenti questo puntali, su puntali serviva per cravare s'anfora a intrusu de s'arena che vonianta in sa stiva de sanai per avarrai deretta, per avarrai in pesi, strantagia e in prusu fianta chiaramente serratas con un dappu de sureggio e mera portas ponianta puru sabici po serrai meglio su dappu. In tutto su Mediterraneo pensai in desagattau a migliaia di queste anforas
e a vortas agattaurus puru is alimentus che conteniant 2000 annus a oi. Un altro reperto importante è questa ancora, dunque sono tornaus in sa reparto de sa metallurgia, in su relitto de Maluentu antegattau 4 ancoras mannas. Custas tenenti delfinus, stampigliaus, sa maioria de vortas però agattaus un'iscritura in aregu chiesti sottira e bolinai in lingua arega sa salvezza. Proprio poita viaggiare o mari fiera una delle cose più pericolose che doviera in edadi a romana. Non scetti poi in tempestas, ma pure su fenomeno della pirateria che viera spenaumera podottus antigorio. Essendo in sa bidda de Gravas, chiaramente non poteva mancare in questo museo una riproduzione di un vassone. I testi su vassone è una barca fatta con una matta che cresce in sustaini de Gravas che dinanta croccuri. Questo croccuri venne piccao in su mesi de maio a barra a Ziccai po' d'ottusi stadi e in Capodanni duvorinti un perai o vai in imbarcazioni che gusta. Poi t'adunzun dusunanta fassonisi, poi t'ha funtivatas proprio con fascias che veniant accappiatas con cordas de materia vegetali. Pensai che finzas ai anni 50 questa barca che fiera pruschidotto in sustaini de Gravas, ma pure in corso de Santa Giusta, du movianta con una vertia. Scetti a partire dai anni 60, anti cominciò un perai pure is Remus e a partire dai anni 80 a Vellavello questa imbarcazione è stata cambiata con barcas a motori. Quando scaprarissu su un peranta queste imbarcazioni in sustaini, a Merì, quando torranta in bidda, da vonianta strantagia poi vai bessiri s'acqua e dunque da asciuttai. Questo è un museo stravanau, un deus parra spantau, de tutto su numero artu de repertus, de sarcu cronologico che rinescere proprio a Carraggia e del su neolitico fino alla sedade romana. Ma sono curioso di indicire che alcuna cosa de brusu a pizzo su dess'anima de questa struttura. E su decido dunque de intravistai una de ghias de questo museo con nosu Felice Manai, Felice grazie a po' di essi posto a disposizione nostra per questa intervista. Cominciamo subito con una domanda. Quando è nasce sul museo, commenti se state lantau e poi testi importanti a su del territorio della provincia di Aristanisi e di Dotto Susinis. Tanto questo museo nasce in 1997 come museo del territorio, come si narra in italiano, poi si anni si sono aggiunte sala importante come questa desa osa ed è mal di ventre del suo relitto appunto che ha zappau accanto a s'isola de Maluentu o è mal di ventre. E dunque vi già che nascere come mera museo su dessa Sardegna può esponni i repertus dei giassos più importanti del suo territorio e a Vellavello s'arriccheri sempre di pruse. E sti gusto che sti succedio in Ociburu. Sì, questo nasce come appunto museo del territorio
e poi su 2014 si aggiunge questa collezione più importante di questo museo che è questa di Montebramma. Questa di Montebramma, in questo museo bisogna 3 sale che appunto sono dedicate, in italiano, a questo importante sito archeologico che veste in questa zona, in Susinis de Cabras. Ascolta Felice, deu girendi vostra Sardegna e narendi chi sei archeologo, che fa questa conduzione di un programma di archeologia, sa gente, sa prima cosa mi narra, l'archeologia è una cosa bella a me mi piace di questa civiltà di Nuragesa, una cosa che mi piace me era appunto i giganti del Montebramma, che poi funti bessendi pure dei streminis della Sardegna. Quanto è cambiata, narausu, questa situazione, da quando si decide di esporre, di accogliere i statuas del Montebramma? Tanto è cambiata a meta, da quando appunto questo sito archeologico è diventato, è stato molto vasto, non solo in Sardegna, ma in tutto il mondo. Grazie al traballo della fondazione, il traballo appunto che fa, di promuovere questo importante sito archeologico rappresentato in mano delle statue, del modellino di Nuraghe. Questo museo è un museo che imprassa un arco cronologico ma non meda, che parte di Dosso Neolitico, un reperto su de Cuccuris Arrius, passando poi la civiltà di Nuragesa con i giganti di Montebramma e arriva fino a sedadi a Romana con Taros, chiaramente passando pure per sedadi punica. Però a Pubiuga in oggi, poi sul luogo dove siamo noi, in questa intervista, dovuti a reperto su chi non beniti proprio de Susinis, ma che mi pare che bengianta di una collezione privata, anzi di 2 collezioni, si può risinare che alcuna cosa di pruso a pizzo su de questo reperto su. Tanto noi teniamo questo anto in questo museo, non solo de salas che sono dedicate appunto a Tarros, a Montebramma o a Cuccuris Arrius, ma teniamo appunto in questo anto di queste 2 collezioni esposte, sposa gente, potete gente che hanno in questo museo, insomma potete vedere questa collezione che prima appunto la gente non poteva vedere, quindi questa è una cosa importante che in un museo deve sempre fare, così la gente potete vedere cosa che prima appunto funi quadras, non casi. Certo, devo poi a Pubiuga saggenti e meda, già è de gusto mengiano, stinu via vai, de famiglie, de turistas, ma de sardo suburo, che magari vivinti accanto e non ti mai più questo luogo, pure danti più do ollinti approfondire in raso sa visita. Questione di turismo straniero, estero, quali vunti i paesi che hanno registrati dell'uso come presenza strangia in questo museo? Tanto in questo museo si viene meda francese, meda tedesco, capita di vedere fino a gente dei Paesi Bassi, quindi olandesi, belgas, spagnolo, meda, perché comunque la Sardegna tiene meda in comune con i spagnoli e Candonina e no, che comunque scomette chi sa gatta in chi sa gatta, esatto. Bene, devo però essere curioso di scegliere quali punti narraso i pareri dei turisti, perché dotto ischi non funti sardos, perché sardos non sono sceoso, si sono già immovius, no, di una specie di amore identitario, questa terra nostra, che è crescendo di dì in dì, perché dotto proprio questa civiltà di Nuragesa, però mi domando sempre che alle stesse impressioni di un turista che arriva a noi e non disciri nuda di archeologia di Sardegna. Tenesi narraso commenti nanto in tutto il mondo feedback a pizzo su dei visitas che va in tisi strangios. A volte quando serramos andiamo a leggere su quaderno che questa entrata in cui appunto leggiamo fino a sosparere di questo stranzo e sono meta bello per fare meta piacere, sono impressionato non solo di Montebramma ma penso
de Tarros, che magari hanno visitato prima, oppure noi usizzammo di andare sempre da visitare, perché quando entrano in noi in questa sala dedicata appunto a Tarros, andiamo a tenere, come si dice in italiano, un quadro completo. Quindi questo turista si abbarra veramente impressionato della ricchezza che viene da questo territorio, sa bellezza, che non è fatta appunto solo da spiagge bellissime, da zone bellissime, ma finza da musei e da aree archeologiche. Sì, già ha pubblicato uno scanto dei turisti quando si puntandendi, fianta proprio pregiauso, ma pregiauso deure uno scettico isarrepertus, soggetto, saina, ma pure su contatto umano che in Sardegna e in luoghi come ti gusto può intaggattai, cioè gente che tu, chi è movia, non scetti di sa professionalità, ma pure di sa sensibilità, sa passione può su traballo tu. E questa è una cosa che devo agatto già in tutta la Sardegna, è una cosa che distingue proprio questa terra nostra di altri luoghi donde ti onnanta, una cosa da registrata e non tenni rianima, commenti invece sul rapporto personale con i Chiesa. A pubblico pure che questo è uno dei musei onde doiesti su bookshop forse si per un anno, per fornire, no? A intruso dei già sui musei gestiti della Sardegna. Già è pruso de gusto de Castello. Questa è una cosa che mi ha rispantao, ma in positivo, poiché andavo dei libri che partono da magari di spippius, poi andai a cose più scientifiche, più tecniche, e in pruso gadget come magliettas, statuettas e cinendi. Canto dessa gente che visiterà sul museo, volle poi portare ad uomo mancare una regoru de questo luogo e che li punti isainas e soggetti su prubendius. Queste medas gente appunto finza si stranzo so che appunto precontano magari cusaneddu, ite narre cusaneddu, questo che magari posso artigianare usardo è importante, quindi de gioiellos, no? Ne comprano a meda, magliettas, su spizzino si abbagliano a meda sul libro, questo è meda bello, perché la famiglia scrive sul museo, abbiamo bisogno sul genitore, il babbo e la mamma che comprano sul libro, abbiamo più tecnico, mentre su spizzino si abbagliano sempre sul libro e lo scherano comprare, perché dopo che hanno visto, che hanno girato sul museo, sono abbarrato talmente spantati che cherano comprare questo libro, può magari colorare o scrivere dei brusu, delle storie appunto della Sardegna. Era proprio sul mondo dell'infanzia e serrauso con questa domanda, con questa curiosità. Chi mi conosce riesce che a Deus accanta, no? A divulgazioni poi spippiuso. È una cosa che mi ha fatto piacere, ma un piacere di arero su manno, su abiri me noi, e si sa mesicedda con i scarireddas e i spapperisi, disegnai, poi fai spaziare spippiuso, dunque presunai con una certa sicurezza che questo è in un museo a misura dei più. Mi vorresti confermare questa cosa? Io confermo questa cosa perché su spizzino sono dal bordo a Barranzezze, magari su babbe e mamma dormuttini, poi si candare, mentre su spizzino schierano a barrare, a disegnare, a precontare, da vicino sprecontano, finza quando abbiamo la visita guidata, quindi questo è una soddisfazione veramente bella, noi che traballiamo in noi, perché granare appunto che si sono interessati su spizzino, andiamo a Arbinchiu, una morbida fatta, certo. Questo è importante. E Serrauso con questo consiglio Ciccai in tutti i musei, in tutti i siti archeologici della Sardegna devono un luogo sempre poi spippiuso e Ciccai de accostai proschidotto sa fascia prospittica dessa popolazione. E con questo consiglio nosu Serrauso torrasu grazie a Felice per la disponibilità di Chisari Donau e si combinaus a bene a visitare questo museo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
sa puntata de oggi è tutto. Eu subiu tottu sa parte che spettara sa cultura venecia, punica e romana e pruschidottu is repertus che in difunti enius de is scrobetas che antivattu a intrus de sa città di Darros, uno dei situs più importanti, più visitaus de tutta sa Sardegna e una dei città antigas proprio più de importu de tutto su Mediterraneo. E subiu dunque sa parte che spettera a sud-offet e dunque se stumbas de spippius con i statuas, tutto is corredus funerarius e pure sa parte che spettera sa lingua che si chistionara e si scriara in Sardegna a partire su de V secolo a.C. finzas a s'arribu de s'edade romana con sul latino. Nos dunque si torrasu grazie a posessi sighiu e si convidaus a seguire sa prossima puntata de Saiana de su tempus a un dieus a chistionai de sa cultura unica in Sardegna. Grazie a totus e a Simellubiri. Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.